Grazie, buongiorno e grazie di avermi invitato, grazie Alessandro. Faccio un respiro profondo perché mi è stato chiesto di parlare di zia Tina. Per me è zia Tina, di parlare della mia esperienza con lei personale. Parlare di zia Tina è sempre portare un po' un tornado dentro un ambiente, perché lei era così. L'avete accennato, cosa ha voluto dire semplicemente la nuova riforma sanitaria, ma è sempre stato in tutte le cose che lei ha portato avanti. È interessante perché io l'ho vissuta come zia e per fortuna, altrimenti non sarebbe stata contenibile. Già lo era poco così, ma dopo vi spiego che famiglia c'è dietro, perché è fondamentale per capire anche lei e la sua forza. Vabbè. Zia Tina nasce in una casa che ha una storia di donne molto forti, ed è fondamentale. La sua bisnonna di una famiglia dove erano tutti maschi, lei era l'unica figlia femmina, famiglia anche ricca, stava molto bene, rimane vedova con 2 figlie piccole e non ha diritto a eredità. Quindi avrebbe dovuto essere tenuta in casa da qualcuno. Lei va dal padre e chiede la sua parte, ottiene la sua parte, compera quella che diventerà un'osteria con il gioco delle bocce, si mangiava benissimo, molto conosciuta in tutto il Veneto, in tutto il territorio, e da sola, con le figlie, inizia la sua attività totalmente indipendente. Anche la mia nonna, questa osteria era in campagna, quindi davano tutti per scontato che sarebbe andata a sposa a un contadino, perché quello era. E invece la mia nonna no, anche se avevano individuato chi poteva essere, no, sposò il chimico della farmacia, quindi una persona anche molto più, con una levatura più alta. Quindi zia Tina nasce avendo queste 2 figure molto forti in casa, e diventerà anche per le vicende della famiglia. Sono lei e un fratello, il fratello manca in adolescenza e le 2 sorelle più giovani nascono dopo 11 anni, 12-13 anni, la zia più giovane. Per cui lei è la sorella di riferimento maggiore. Il nonno stesso mancherà, che lei era 20enne, stava ancora facendo l'università. Aveva già fatto la resistenza, era già nel sindacato, era già all'interno dell'Azione Cattolica, cioè stava già facendo una marea di cose in casa, praticamente la vedevano pochissimo, però gli si assume il carico della famiglia. E quindi per me, nata nel 63, zia è comunque una figura di riferimento, di coordinazione, a cui tutti in qualche modo fanno riferimento. La figlia della nonna, e viviamo insieme. Nonna viveva con noi, con mia madre, con la mia famiglia. Io ho 2 sorelle, come loro erano poi alla fine 3 sorelle siamo noi, quindi c'è una grandissima storia di donne forti in casa. Fortemente radicata nel territorio. Le prime cose che fa zia dopo la guerra è andare a vedere le condizioni delle mondine, delle donne lavoratrici, soprattutto quelle che avevano meno diritti. Tutte non avevano diritti, ma diciamo lei era molto impressionata dalle condizioni di lavoro, e è una delle cose che a me ha ripetuto più spesso. Lei parlava sempre delle sue nipotine, perché era guardando noi lei pensava sempre alle donne e alle generazioni future che sarebbero venute. Tutto il suo operato è stato in quest'ottica. Lei ha sempre lavorato in particolare per migliorare le condizioni delle donne. Quindi tantissime volte faceva le cose per noi in qualche modo, anzi senza in qualche modo, perché la volta in cui è stata più felice è stata quando è arrivata e mi ha detto: sai, sono riuscita a far passare il congedo per maternità. Lei aveva visto le sorelle tornare a lavorare dopo una settimana,
con i bambini piccoli. Noi avevamo la fortuna che nonna viveva con noi e quindi siamo state sempre con nonna a casa, come era anche normale una volta, insomma ci si aiutava, ecco, la nostra famiglia è rimasta sempre molto legata da questo punto di vista. E lei era proprio, le sue gioie più grandi erano quando le sue conquiste portavano una maggiore facilità a noi. Perché? Perché lei era una donna assolutamente libera, assolutamente responsabile di sé e delle sue scelte, e questa è la cosa che, se io devo dire cosa mi ha insegnato, mi ha lasciato. Mi ha insegnato a essere una donna libera. Però sapeva anche che i bambini devono stare con le mamme. E quindi questa era la grande delicatezza d'animo che zia, pur essendo questo tornado, perché anche in casa era così, aveva questa delicatezza, sempre questo fondo, questa dolcezza, era una grandissima dolcezza che si vede, penso, in tanti sorrisi che sono stati anche immortalati. Ecco, aveva questa delicatezza, questa sensibilità. Poi era assolutamente un tornado. Lei arrivava a casa sempre, potendo, ogni settimana, lei almeno un giorno e mezzo lo passava a casa e in mezzo alla sua gente, con noi per ritrovarsi, perché lì riusciva ad avere il giusto distacco dalle cose e tornava a ragionare su un piano più concreto, quello che la persona normale vive solitamente. Cioè, lei che era una persona che doveva guardare sempre con una prospettiva molto ampia, perché pensava al bene comune, ma se si slegava da quello che era la quotidianità dell'individuo non riusciva nemmeno a fare, cosa che dovrebbe essere logica, cioè per me è logica perché l'ho vissuta con lei, però vedo che non è così. Normalmente le persone quando arrivano a incarichi molto alti perdono il contatto con quella che è la realtà quotidiana dell'individuo e si perdono. Adesso voi siete psicologi, io no, sono musicista per fortuna, però lo vedo anche nel mio, insomma, ti perdi, no? Se non hai più quella che è la dimensione dell'individuo nelle cose di tutti i giorni, semplici, no? Per cui lei il tornare a casa era stare sicuramente con noi, era la sua forza, era il suo modo per dire aspetta un attimo, ho la giusta visione delle cose, sì, il bene comune, ma qui che cosa sta succedendo? E si confrontava anche con noi adolescenti, cioè ci chiedeva noi e i nostri compagni rispetto a quel problema, rispetto a questa cosa che succedeva, come ci ponevamo. E ascoltava. Quindi per me era l'unica persona in casa che ascoltava e con cui potevo parlare di qualunque cosa. Poi era la zia che era abbastanza fuori, quindi se avevi problemi con i genitori era perfetto, perché lei da questo punto di vista c'era. Ho avuto la fortuna di viverla tanto personalmente, perché io sono la più vecchia di tutti i nipoti, anche in vacanza, perché essendo la più vecchia, mia madre d'estate lavorando, una la nonna, una la zia, e io zaino in spalla in montagna, in alta montagna, in uno dei suoi 2 luoghi di rifugio quando riusciva a staccare una settimana. Si portava 2000 metri su un rifugio piccolino con pochissimi amici e quindi io l'ho vissuta veramente scalando le montagne. E mi rendo conto che mi ha lasciato una grandissima ricchezza, ma me l'ha lasciata nel vivere insieme la vita semplice. E forse per questo ho potuto prendere tante cose da lei, perché non me le ha dette, me le ha passate. Era un tornado perché era una persona poco pratica da un punto di vista delle faccende, per esempio, domestiche. Quando era in casa, lei voleva che la famiglia ci fosse tutta in quel momento lì, a prescindere dalle esigenze degli altri, lavorative, eccetera. La casa era il luogo dove lei spesso risolveva anche delle cose delicate, anche di lavoro. Lei non ha mai fatto i pranzi di lavoro fuori. Il suo pranzo di lavoro, se c'era, che doveva veramente arrivare a fondo di una cosa, era a casa con la famiglia. E quindi sapevo, per esempio, se arrivavo a casa in un giorno qualunque e mi venivo accolta da mia madre, che mi intercettava, che aveva fatto i salti mortali dal lavoro, perché non è che le altre persone poi potessero lasciare, soprattutto negli anni 70-80, non è che potessi dire mi prendo mezza giornata, ecco, non esisteva. Poi mia madre lavorava in ospedale, quindi men che meno, e diceva
ci intercettava tose, posso parlare, tanto siamo tutti veneti, no? Tose de mettervi in ordine, non stai a cavare le scarpe, laveve le mani e veni in toia. Questo voleva dire c'è un ospite a tavola di un certo riguardo, che poteva essere chiunque. Un giorno c'era Prodi con Monica di passaggio e dovevano discutere di una cosa e te lo trovi a tavola. Bellissimo per me, per noi, perché vedi una persona normale. Lo vedevi sempre in TV, poi ti trovi in tavola che parla dei suoi figli che studiavano musica come me, cose normalissime, e magari di fronte a una cosa che tu dici o che lui dice, ti fa anche la domanda, cito questo perché per me è stato importante, ma a te questa cosa non crea problema? E io ho detto, ma no, è perdersi in un bicchiere d'acqua, non ricordo neanche cosa fosse. E lui mi dice, ma pensa che invece per me questa cosa è una cosa che mi crea ancora difficoltà. Nella mia esperienza personale questo è stato molto bello, perché dico, ma guarda, lui ha difficoltà eppure è lì, che lavora in Europa, che vedo sempre ogni giorno al telegiornale, e io invece su questa cosa, per me è una cosa assolutamente risolta. Quindi queste cose succedevano continuamente. Poi lei voleva partecipare a casa e quindi, che ne so, voleva potare gli alberi perché aveva bisogno di fare moto, solo che succedeva che li distruggeva, nel senso che non c'era un limite, in quel momento era proprio uno scarico personale. Oppure beviamo il caffè insieme, vado a mettere su il caffè, ecco, le moche di caffè, lei aveva i suoi orari fissi, rischiavano di essere bruciate 3 volte al giorno perché telefono. Per cui da un certo punto di vista per la famiglia era meglio che lei fosse molto impegnata quando era a casa, perché rischiavi che si incendiasse la cucina, perché il telefono, poi la telefonata durava X tempo, la moka del caffè faceva il caffè 4 volte. Non era una persona pratica, però aveva questo entusiasmo continuo. Lei il mattino si svegliava ed era entusiasta, qualunque cosa succedesse lei aveva quella forza. Era adorata, faceva la passeggiata, andava a trovare tutte le famiglie di contadini, quelle della strada che conosceva da una vita, che voleva dire che per esempio durante le elezioni, quando c'era lo spoglio dei voti, una volta c'era il telefono e gli amici che andavano nelle varie sezioni arrivavano, no? Io ho vissuto in questo mondo. E si andava avanti fino alle 2, alle 3, alle 4 del mattino, fino a che dopo. Allora c'era chi preparava il cartellone, poi a una certa ora, quando più o meno dalle notizie che c'erano in TV si arrivava verso la fine, le elezioni di zia era un fatto collettivo di tutta la strada. Arrivavano tutti lì, il contadino col salame, l'altro con la bottiglia di vino, l'altro col coso, ad aspettare gli ultimi risultati per vedere se si poteva festeggiare per l'elezione. Tornava sempre a contatto con la gente della sua città. Il lunedì mattina la sua casa era aperta, se qualcuno di voi ha avuto modo di poter venire, non lo so. Il lunedì mattina le persone potevano tranquillamente presentarsi, sì, c'era una segretaria, c'erano degli appuntamenti, ma c'erano persone che si sedevano fuori e aspettavano, perché altrimenti lei non sapeva cosa succedeva, e quando c'era un problema che lei si ripresentava cercava di vederlo nelle varie scale di grandezza, cioè quanto questo problema è della persona, ma se sono più persone che mi portano quel problema, quanto è del territorio, quanto è di altri territori, di altre regioni, perché allora devo vedere di vederlo a monte, no? Quindi la nostra casa era un porto di mare, il telefono suonava in continuazione e tutti si viveva il lavoro di zia alla fine. Cioè non era una cosa che lei era a Roma, chiudi la porta e buon, perché il telefono continuava a squillare ininterrottamente anche se c'era una segretaria comunque. I campanelli continuavano a suonare. È stato fortemente condizionante per la mia famiglia, sicuramente, ma nessuno di noi si sarebbe mai sognato di impedire a lei di fare il suo lavoro al meglio, perché era un membro della famiglia che faceva il suo lavoro ed era logico quel lavoro, come era logico che mio padre lavorasse in banca perché era un ragioniere e all'epoca che usciva i primi diplomati sono andati a lavorare in banca.
questo è continuato sempre. Lei è riuscita a mantenere la sua ingenuità anche, la sua, come posso dire, semplicità, proprio perché aveva la sua famiglia. E due immagini io ho di zia che porto con me perché sono fondanti. Una zia in montagna, perché comunque in montagna lei c'erano tutti, e c'era lo zaino e c'era la zia proprio libera. E l'altro è il suo studio con la foto di Aldo Moro e la sua frase, che era il suo memento, che ve la leggo, che dice: questo paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non nascerà un nuovo senso del dovere. Questo era il suo riferimento. Lei ha sempre detto: se io posso, devo, e quindi faccio. Questo è quello che si è detta quando le hanno chiesto di assumersi la presidenza della Commissione P2, per via di tornadi che arrivano, che è stato fortemente per noi un momento molto difficile come famiglia, al di là delle sue difficoltà, di quello che ha comportato fino alla fine praticamente, perché pensate che ancora quando lei è mancata, gli ultimi 2 mesi, che è stata una lunga malattia, gli ultimi 2 mesi eri sempre sul chi vive, perché poteva succedere da un momento all'altro che si spegnesse, e noi siamo stati per 2 o 3 mesi sotto scorta dei carabinieri, perché avevano paura di un'azione postuma. Durante l'inchiesta non vi dico cosa è successo, perché vabbè, poi è culminata con l'attentato, che per fortuna nell'81 non ha portato conseguenze fisiche per noi, ma era stato studiato bene, non era casuale, insomma. C'era una misura della preoccupazione di zia quando lavorava. Lei chiamava sempre la nonna un paio di volte al giorno e si prendeva le sue ramanzine perché non era andata dal parrucchiere, perché non era abbastanza in ordine, perché la nonna ci teneva, la nonna non scendeva se non era perfettamente in ordine, perché lei era abituata a entrare in osteria e dover servire i clienti, quindi doveva essere perfetta. Zia no, zia testa sotto il lavandino se aveva bisogno e via. Lei era naturale, era così, era la sua forza, era la sua autenticità. Lei sapeva che doveva fare altro. Era la sua onestà intellettuale e morale che doveva essere a posto. Lì doveva essere pulita, il resto, sì, pulita sì ovviamente, ma non era importante se i capelli erano di parrucchiere oppure no. In questo devo dire che le assomiglio molto. Non lo so, ci sono tantissime cose che potrei raccontarvi perché mi è stato chiesto questo. Lei era semplice, però era sempre con l'insieme oltre che con sé, perché era una persona, ha avuto un suo bellissimo cammino interiore e spirituale nel corso della vita, ha sempre litigato con i preti, Non parliamo dei vescovi o delle varie gerarchie, perché una volta gli ho chiesto: ma cosa pensi di questo vescovo appena cambiato? No, patriarca, era a Venezia. E mi rispose: quello che penso gliel'ho già detto. Non devo dirtelo a te. Aveva una grande conoscenza, un grande contatto con la gente del Veneto, comunque del Triveneto, cioè dal momento in cui lei, forse da sempre, perché insomma vivendo all'interno di un'osteria, comunque sei a contatto col paese, con chi passa, col forestiero che viene perché si mangia bene, quindi questa abitudine a relazionarsi un po' con tutti. Pensate che durante la guerra,
c'erano i tedeschi che andavano a mangiare, perché si mangiava bene, c'erano i cugini e lei stessa che si riunivano nel fienile e c'erano i paracadute degli alleati che mandavano giù le cose piegati dentro un tombino, dentro un coso che se per caso qualcuno fosse andato a vedere non lo so. E lo stesso c'era un altro gruppo di gente che si riuniva di là, cioè a casa nostra se solo un tedesco avesse spostato il piede in un'altra stanza sarebbero finiti tutti quanti come minimo in carcere. Era una persona estremamente vivace. Per me, per le mie sorelle, era sicuramente l'interlocutore così privilegiato, ma lei stessa aveva questo piacere, perché non era soltanto un ruolo che lei si assumeva, è che lei aveva proprio piacere di stare con te. Aveva una casa piena di libri e benedico, perché in quel periodo lì dove la nostra vita era fortemente condizionata, io a 17 anni non potevo uscire di casa, no? Fare la staffetta. Proprio non potevo andare dove si sapesse che sarei andata da prima e non c'erano i cellulari all'epoca che decidevi all'ultimo momento, si sapeva sempre da prima che saresti uscito, ti dovevano dare il permesso di uscire. Quando stai per uscire non c'era più, perché loro dovevano controllare le forze dell'ordine. Quindi non è stato semplice, l'ho anche molto combattuta personalmente in quel periodo, perché nonna era zitta, c'è gente, zitta di qua, zitta di là, io ogni tanto esplodevo, perché ho un carattere molto simile al suo e ci siamo sempre capite, infatti sono contenta, mi commuove ancora adesso, perché ho potuto seguirla negli ultimi 3 anni di malattia, quando lei non poteva comunicare, però la testa c'era, l'intelligenza c'era, lo sguardo ti diceva tantissimo, non era una persona che non comunicava. Per me era semplice, perché siamo cresciuti insieme. Questa era un po', come hanno detto nel film, la straordinarietà della semplicità alla fine, no? Una persona autentica, testarda, aveva dei momenti assolutamente di testardaggine pazzesca, era un ariete, quindi aveva dei momenti in cui si fissava e lì dovevi lasciarglielo passare. Però molto pulita, molto... e gioiosa, cioè lei era felice di lavorare, di fare quello che faceva, non era un peso. E se posso fare lo faccio, è la sfida per mettere in campo le mie capacità, che è quello che io adesso non vedo in realtà. Cioè più hai un incarico di responsabilità, più dovrebbe essere stimolante per te, per tirare fuori il meglio. E non si creava il problema di, oddio, questi piedi, scusatemi, che ho guardato lì, non ho mai guardato voi. Questi piedi a qualcuno piuttosto che non li pesto, penso che li abbia pestati al mondo quando ha fatto l'inchiesta sulla P2 e sia stato abbastanza... Non so quanto le abbiano affidato compiti perché forse speravano in un flop, quanto perché pensavano in un successo o cosa. Sta di fatto che lei passava tipo tornado e qualcosa doveva cambiare, sia in famiglia sia fuori. Penso che sia, qualunque altra cosa vi racconti, ripeterei quello che ho già detto perché questo è.